Un ampio riscontro di pubblico ha avuto nei giorni di sabato e domenica le iniziative della Settimana della Cultura a Cammarata, organizzata dal Comune in collaborazione con la locale Proloco. Tra i vari eventi l'inaugurazione della collettiva di pittura in via Roma, la danza del fuoco con Brida Luna, l'incontro con l'autrice Pina Mandolfo, il talk show in musica con Alessio Bondi, l'incontro con l'autore Gaetano Savatteri, gli angoli del teatro itinerante e la vetrina musicale con Ergo Sound, un ventaglio di iniziative ideate da Patrizia D'Antona, direttrice artistica della Settimana della Cultura di Cammarata 2024. Ecco, qual è stato il suo input nell'organizzare tutto l'insieme? Ma innanzitutto ho sposato una suggestione del sindaco Domenico Mangiapane per la riqualificazione e la rivisitazione del centro storico, quindi la prima idea è stata quella di proporre uno spettacolo che camminasse nei vicoli, per cui abbiamo accettato il rischio, rischieremo di non avere, diciamo, una tecnica di microfoni, perché quello che importa è fare risaltare la sonorità dei vicoli, e lì incontreremo dei personaggi mitologici, quindi è stata questa la prima idea che è stata sposata all'amministrazione, dove ci sono molti personaggi della mitologia greca, e poi ovviamente sempre in omaggio al progetto di riqualificazione e di riappropriazione dei cittadini del proprio centro storico abbiamo immaginato dei piccoli angoli di teatro dove si svolgono delle cose di musica, di danza, in luoghi che magari i cammaratesi conoscono bene ma perché non visitano. Poi ovviamente un altro come dire, motivo importantissimo è stato per me quello di il desiderio di portare la popolazione in piazza attraverso una dimensione ludica, non soltanto, diciamo, intellettuale, perché lo sapete, ci sono presentazioni di libri legati a una storia per esempio molto simile a quella di Cammarata, legato al femminile, ma anche di portare in piazza la popolazione attraverso una bellissima serata di ballo in piazza. Venite tutti a ballare con una voce la contradanza. Abbiamo un gruppo bravissimo, i Casentuli, che chiamano la contradanza, e quindi speriamo che questo sia motivo per i meno giovani. Poi il programma ovviamente prevede un'attrattiva molto forte per i giovani, quindi l'idea è fondamentalmente di acchiappare un po' tutti per vivere una quotidianità nel territorio in estate, in questi tempi così tristi. Un invito a venire a Cammarata. Assolutamente, diciamo, ci stiamo spendendo affinché anche amici di altre province possano in qualche modo raggiungerci, non tutte le sere ma qualche volta, per godere insieme a noi. Poi diciamo, qua è un panorama straordinario, abbiamo visto la luna piena di luglio, fantastica, insomma è un luogo ricchissimo di storia, come dico io, una vitalità inaspettata nel cuore di Sicania.